Come seconda tappa di questo nostro safari sardo, vi proponiamo la Sardegna delle zone interne e in particolare il Gennargentu, un massiccio montuoso situato nel centro della Sardegna. Partendo da Nuoro potete arrivare in un'ora di macchina ad Orgosolo e di là a Fontana Bona. Questa è una delle zone più solitarie e selvagge della Sardegna e forse non soltanto della Sardegna. Dovunque grandi distese senza una casa, senza una strada, interrotte da rocce di granito da cui si domina il Gennargentu con le sue due cime, la Punta La Marmora e il Bruncuspina. Proseguiamo verso sud, sempre con il Gennargentu sulla sinistra. La strada è buona ma piena di curve. Incontriamo numerosi paesi di mezza montagna con un folklore umano notevole. Tra questi Desulo, dove le donne vestono sempre il costume tradizionale. Non pensate però di poterne comprare uno per ricordo. Il costume fa parte dei beni familiari e nessuno è disposto a venderlo. E poi vi costerebbe più di 300.000 lire. Continuando in direzione sud del perimetro del Gennargentu, arriviamo a Seui, un paese di 4.000 abitanti situato al centro di una zona ricca di animali. A Seui chiedete del signor Giovanni Aresi, detto Loriga, un'ottima guida, cacciatore, conoscitore profondo di queste montagne. Un paio di giorni passati in sua compagnia lungo le pendici meridionali del Gennargentu vi daranno la possibilità di conoscere e incontrare i rari animali di queste montagne. Allora, vedi, qui ci sono passati i mufloni. Poc'anzi fa, secondo come si vedono le tracce, li possiamo avvistare senz'altro, perché sono tutti qui intorno vicino. Questa è tutta una zona vasta di cinghiali, mufloni più in quantità. Quella parte specialmente della parte della Marmora e di sotto della Marmora Bruncuspina ci sono tutti i mufloni e mufle che partono qui dalla zona di Montalbo e girano il Tonneri, tutto completamente flumendosa, come monta il fiume. Eccola la pernice là. Ora o la chiamo subito e la sentiamo subito. Eccola là. La richiami, Ecco. la richiami. Gira Carlo, gira. Eccola. Ora si va, ora si è avvistato e se ne va. Se n'è andata. Per avvistare i mufloni devono andare a un momento al primo mattino, devono andare. Che così si può avvistare, perché non è mica tanto facile, è meno difficile, perché sentono un odorato da lontano e l'udito molto finissimo. Loro per avvistarli di primo mattino ci possono arrivare secondo il vento che è, al contrario del vento, perché se il vento viene di qua, loro devono venire di là per poterli avvistare, se no sentono l'odorato e non ci arriva manco lontanamente, così li possono avvistare al contrario del vento. E sono mica tanto rari. Così in questa zona qua, mufloni e muflette piccole e grosse. Ci sono i mufloni che hanno anche 7-8 anni, quelli là che si conoscono. Lei mi dirà, ma come li conosce? Ai segni che hanno nelle corna, perché ogni anno lascia un segno nella corna, lascia. Ma solamente i maschi hanno le corna? Sì, il maschio solo, le femmine non ce le hanno, è il maschio solo, che ha le corna come l'arietta. Senza corna allora sono? Mufle. Ecco le mufle, anche ci sono i piccoli, ci sono. Dei piccolini ce ne sono 3. Gli avvoltoi si possono avvistare facilmente qui, in questa zona di qua, perché gli avvoltoi vanno a cercare delle carogne per nutrirsi di carogne. E fanno dei chilometri tanti lunghi, si vedono, che si conoscono tanto perché hanno le ali sparse tanto da anche 2 e 3 metri. I daini, questa zona ce ne stava tanti e tanti, ma adesso ultimamente l'ultimo che si sapeva che c'era abbiamo affrontato e l'abbiamo ammazzato qui sotto il fiume, qui sotto, che c'ero anche io presentemente. Il daino sardo è estinto.
Da molti anni non si hanno più notizie né di avvistamenti né di catture. L'unica traccia che abbiamo trovato di lui in Sardegna è questo vecchio film girato molti anni fa da un cineamatore durante una battuta di caccia. Nella zona del Gennargentu è allo studio un parco nazionale che potrebbe salvaguardare la sopravvivenza dei preziosi animali della fauna sarda.